Al Ceravolo di Genova va di scena l'ultimo atto del 2025 per Granarolo e Borgo Incrociati, vero e proprio big match della 13ª giornata del campionato in prima categoria Girone C. Infatti gli ospiti sono prima in classifica a quota 26 punti, mentre i padroni di casa sesti a quota 19 punti, ma distanziati a soli 3 punti dalla zona playoff. Pronti via e dopo neppure 90 secondi di gioco Granarolo già in vantaggio su un pallone vagante in area di rigore, Semino a controllare di petto e girare in porta al volo col mancino, trovando così la sua seconda gioia stagionale e sbloccando immediatamente il match. Al quinto minuto ottima sponda di Zamana per Axija che calcia dal limite però sopra la traversa. Solamente 4 minuti più tardi su un cross per Zamana, Montaldo esce male e il pallone rimane al centro dell'area dove viene raccolto da Axija che ringrazia e segna la rete del raddoppio. Si tratta così della quinta marcatura stagionale per l'attaccante classe 94. Su un errore della difesa di casa per poco non ne approfitta Romei che entra in area e calcia da posizione defilata trovando però solamente l'esterno della rete. Mentre sempre Romei al 18° la riapre, su un'ottima imbucata di Forlani si ritrova davanti al solo Belloni e in scivolata apre il destro e piazza la rete che dimezza lo svantaggio. Ospiti vicino al pareggio al 20° con la conclusione i Miracoli che Sibila vicino al palo prima di terminare fuori, mentre al tramonto della prima frazione di gioco è Belloni a dover intervenire sulla conclusione potente di Favali rifugiandosi in corner. Si conclude così un primo tempo che ha visto ritmi altissimi e grande intensità da parte di entrambe le squadre. La ripresa si apre con il tentativo di Borracchi direttamente da metà campo, bloccato senza problemi da Montaldo. Ancora protagonista il numero 1 ospite che al 58° blocca nuovamente il tentativo di Zamana. Un minuto più tardi è invece il collega Belloni a disinnescare a conclusione al volo di Forlani. All'ora di gioco i padroni di casa calano il tris, è perfetto il pallone di Corradi che trova Zamana tutto solo in area, il numero 20 colpisce al volo, inizialmente Montaldo tocca ma la palla poi si insacca alle sue spalle, riportando così il Granarolo a distanza di sicurezza e facendo festeggiare a Zamana in anticipo di 2 giorni il suo 30° compleanno. Neanche 2 minuti più tardi che gli ospiti hanno segnato la rete del -1 e ancora Romei, il più veloce e lesto, a trovare la deviazione che riporta nuovamente in partita il Borgo Incrociati. L'ultimo quarto d'ora è di assedio totale degli ospiti alla ricerca del pareggio. Prima ci prova Miracoli, dal limite calciando però debolmente, così che Belloni blocchi facilmente la sfera, mentre invece all'82° il numero 1 è mostruoso nel negare a Romei la tripletta personale e mantenere così invariato il risultato. Al 90° su un fallo di Cani su Axija, le eccessive proteste del numero 4 portano il direttore di gara Azzarelli prima ad ammonire Cani e poi addirittura ad espellere lo stesso centrocampista ospite, lasciando così il Borgo Incrociati in 10 per gli ultimi minuti. E dopo 5 minuti di recupero Azzarelli fischia 3 volte. Al Ceravolo il Granarolo torna alla vittoria che mancava da più di un mese, mentre gli ospiti si vedono sorpassati in vetta alla classifica dal San Lorenzo della Costa.